È stato Gioacchino Di Liberto, di 84 anni, di Alessandria della Rocca, a uccidere Liboro Plaza, agricoltore di 72 anni del posto. L'uomo era stato freddato da 2 colpi di fucile che l'assassino gli aveva esploso a pochi metri di distanza. Il primo al petto era stato indirizzato quando la vittima si trovava ancora a bordo della sua utilitaria bianca. Il secondo al fianco era stato sferrato quando l'anziano aveva tentato di scappare dall'auto. Una vera e propria esecuzione consumata in aperta campagna, lontano dalla vista di testimoni e di telecamere. Le indagini dei carabinieri, immediatamente coordinate dal procuratore della Repubblica di Sciacca, dottoressa Roberta Bruzzolani, e dal sostituto procuratore della Repubblica Roberta Griffo, si sono subito rivelate particolarmente difficili, tenuto conto del clima omertoso diffuso nella zona e dei vari dissidi che la vittima aveva con numerosi proprietari terrieri della zona. Dopo un certosino sopralluogo effettuato dalla sezione investigazioni scientifiche di Agrigento, i carabinieri del nucleo operativo di Cammarata, della stazione di Alessandria della Rocca e del nucleo investigativo di Agrigento hanno battuto a tappeto tutte le piste dei rapporti rancorosi dell'uomo nei confronti dei vicini. In questo senso prezioso è stato il contributo della famiglia della vittima. Durante l'approfondimento del terzo indiziato, l'84enne incensurato, è saltato fuori il fucile compatibile con la dinamica dell'agguato. In canna presentava ancora evidenti tracce di polvere da sparo. Dopo un lungo prolungato interrogatorio, Gioacchino Di Liberto, messo alle corde, ha confessato con un senso di liberazione, ammettendo di avere sparato perché esausto delle continue tensioni per motivi di vicinato con la vittima. Si è trattato di una operazione particolarmente tempestiva, coordinata fortemente da vicino dalla Procura della Repubblica di Sciacca. Le indagini sono state condotte dall'aliquota operativa di Cammarata e il nucleo investigativo di Agrigento e hanno immediatamente messo in luce la pista dei rapporti di vicinato particolarmente difficili della vittima con alcuni proprietari di appezzamenti nei dintorni. Purtuttavia il numero abbastanza esteso di questi rapporti non idilliaci ha reso abbastanza difficile l'individuazione del sospettato. Nella notte c'è stata la svolta che ha portato effettivamente in poche ore alla individuazione di questo grave fatto di sangue. Attualmente è ristretto presso il carcere di Sciacca in attesa delle successive determinazioni dell'autorità giudiziaria. Il quadro investigativo si è presentato da subito complesso, ma escluse le prime 2 piste che si erano da prima delineate, e la terza ci ha condotto sulla posizione dell'84enne. Il primo accertamento fatto che ha determinato la linea guida per l'indagine è stato il ritrovamento di tracce di polvere da sparo su di uno dei fucili che era legalmente detenuto dall'anziano. Da lì la collezione di tutti quanti gli episodi di astio e attrito che hanno caratterizzato le vicende personali della vittima e del suo carnefice hanno poi permesso, nella fase finale dell'investigazione, quindi durante l'interrogatorio, il punto di svolta che ha messo il soggetto con le spalle al muro e ci ha permesso di ottenere la confessione con la piena ammissione delle proprie responsabilità.